In agricoltura nasce il registro delle biodiversità dei vigneti e l'assessore San Martino afferma come bisogna valorizzare le identità autoctone. I risultati del progetto Valorizzazione del germoplasta vitivinicolo ha visto interagire la Regione Siciliana attraverso il Dipartimento Agricoltura e il Viveo regionale Palse con la Facoltà Agraria dell'Università di Palermo, il Consorzio Tutela Vini DOC Sicilia insieme ad alcuni vivaisti privati. Un albero genealogico dei vini siciliani è un registro che potrà essere utilizzato da tutti i viticoltori dell'isola per esaltare le biodiversità delle produzioni. Le aziende siciliane avranno inoltre la possibilità di acquistare materiale certificato di varietà autoctone dai vivaisti locali. In un anno sono stati costituiti diversi impianti riproduttivi delle viti con materiale iniziale sottoposto preventivamente a un test di laboratorio al fine di accertare la purezza delle varietà e l'assenza di virus. Le barbatelle prodotte sono state utilizzate nel secondo anno del progetto per la costituzione di 2 campi di piante madri di categoria iniziale situati nell'agro di Petrosino. All'Università di Palermo per valutare i risultati di uno straordinario lavoro della comunità scientifica dell'Ateneo di Palermo insieme al Dipartimento regionale e al Consorzio di Tutela DOC Sicilia, per valutare quello che è il patrimonio che oggi, grazie a uno studio portato avanti in questi anni dal Dipartimento, mette al centro l'albero genealogico dei vini siciliani e quindi dà un registro che potrà essere utilizzato da tutti i viticoltori siciliani per esaltare la biodiversità delle produzioni nei nostri territori. Un registro che mette la storia e la tradizione di chi prima di noi ha lavorato per la valorizzazione di un prodotto che oggi è ben posizionato sui mercati nazionali, ma che consentirà, anche grazie alle nuove tecnologie, di posizionare il nostro vino siciliano sempre più in alto per fare sì che la biodiversità diventi al centro dell'attrattività dei mercati del vino siciliano.